Va in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole, si sta veramente bene, giornate spettacolari qui a Genova e in tutta la Liguria, temperature veramente mite, si sta benissimo, gente anche al mare, beati loro, sono sulla spiaggia. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere municipale del Ponente genovese, Lorella Fontana, già conosciuta ai nostri radioascoltatori. Ciao Lorella! Ciao Fabrizio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, dove ti trovi in questo momento? Guarda, in questo momento sono a Pra, quindi in una delle 3 delegazioni del nostro municipio. Una giornata splendida, bellissima e è primavera. Allora, tra l'altro lì proprio a Voltri dove abiti te c'è una bellissima passeggiata che esatto. A mare che si doveva realizzare, si doveva finire di realizzare, ma purtroppo questa passeggiata, che tra l'altro poi confina proprio con la splendida Vesima, dove sì, tra l'altro con il nostro radioascoltatore anche lo studio la famosa Archistar, l'architetto genovese Renzo Piano. E questa passeggiata purtroppo con la giunta Salis non si è riusciti a concludere, a realizzarla del tutto. Esattamente. Con la scorsa legislatura, con l'allora sindaco reggente Picciocchi, era stato presentato una progettualità i cui lavori dovevano iniziare a ottobre 2025. La giunta Salis e anche in accordo con la giunta del municipio ha deciso di modificare, di emendare la proposta del progetto, anche se più di tanto ovviamente non poteva essere cambiato, perché i finanziamenti erano volti a un mantenimento di un certo tipo. Quindi è saltato tutto quello che era la progettualità prevista prima e hanno fatto questa nuova proposta con alcune varianti e purtroppo hanno allungato i tempi di inizio lavori. Quindi l'inizio lavori è previsto per ottobre 2026. Quindi anche per quest'anno Voltri passerà l'estate senza avere la sua passeggiata. E questo è un grosso danno comunque da un punto di vista anche turistico e vacanziero, perché chiaramente con una passeggiata dismessa e a tratti percorribile, ma solo brevissimi tratti, è chiaro che insomma la situazione non è particolarmente gradevole. Ecco, senti, ma cos'è che non andava bene nel progetto e nella realizzazione fatta dal centrodestra? Allora, una delle particolarità era il discorso della parte dove, come dire, ci si poteva anche sedere, no? Perché la precedente era tutta a massi appiattiti, diciamo, dove uno si poteva stendere, eccetera, eccetera. Loro invece l'hanno leggermente modificata perché hanno detto che non era come dire, particolarmente comodo per il turismo. La cosa che a mio avviso potrebbe essere stata migliorativa è che attualmente restava una passeggiata vuota sotto al basamento, ok? Quindi le onde rischiavano effettivamente di, come è successo con le mareggiate, di rovinarla ulteriormente. Ecco, qui loro faranno un leggero riempimento. Poi altre cose sinceramente non ne hanno portate, perché proprio il finanziamento prevedeva un certo tipo di progetto e quel progetto deve essere mantenuto. Quindi non ci sono state grosse variazioni, solo 2 o 3 cose che purtroppo spostano ovviamente i lavori di un anno. Ecco, piccolezze che comunque durano molto. Cambiamo un attimino pagina
E Bravo. torniamo a un argomento che a te, Lorella, sta particolarmente a cuore, e cioè la sicurezza in città. Adesso, diciamo, Genova ha sempre avuto queste zone rosse, tra virgolette, per quanto riguarda la sicurezza, che sono, come noto tutti, il centro storico genovese e San Pier d'Arena, dove c'è un'alta concentrazione di migranti, insomma lì ci sono tanti controlli delle forze dell'ordine che fanno quello che possono, ma hanno un po' le mani legate, come si suol dire. E adesso però con la giunta Salis il problema sicurezza c'è anche nell'estremo opponente genovese, proprio lì a Voltri dove abiti tu. Ecco, la situazione in un anno è cambiata in peggio realmente? Assolutamente. Guarda, la situazione nel ponente, ti parlo delle 3 delegazioni Pegli, Pra e Voltri. Pegli, tra l'altro, per chi la conosce sa che era una bombonierina, cioè era una delle zone addirittura più in. Io posso dirvi che dopo pochi mesi dall'insediamento della giunta Salis c'è stato un peggioramento della situazione, quindi l'estate scorsa è stata un'estate parecchio segnata da eventi difficili. In Consiglio Municipale io avevo portato subito a settembre una richiesta di commissione sulla sicurezza, con richiesta di presenza dell'assessore comunale, e che ovviamente la maggioranza del municipio ha respinto, dicendo che non c'era questa esigenza, che era tutto sotto controllo. Purtroppo stiamo andando verso la bella stagione. Durante l'inverno ci sono stati molti problemi di scippi e furti nei negozi. Abbiamo delle esercizi commerciali che a Voltri, quando sono le 18, si chiudono dentro. Questo per dirvi la situazione che si vive. Perché? Perché oltretutto, oltre ai soliti sbandati, clochard, tutto quello che volete, c'è un aumento dei minori non accompagnati. Quindi ci sono in giro queste baby gang che purtroppo anche nella stessa Pegli, in passeggiata, alle 18:30 di gente ce n'è sempre meno, perché girano solo loro. Quindi le persone, soprattutto le persone di una certa età, hanno paura a uscire. Quindi abbiamo un problema grosso, e io sto vedendo che si avvicina l'estate e vorrei capire quali azioni vorranno portare avanti, perché non esiste solo il centro storico, non esiste solo San Pier d'Arena, che come giustamente dicevi tu, Fabrizio, sono 2 parti molto calde, sono sempre state molto a rischio, no? Però esistono anche le zone più periferiche, no? Quindi, ma fanno sempre parte di Genova. Quindi se il centro storico e San Pier d'Arena sono in certe condizioni, voi potete immaginare dove di controllo ce n'è meno, in che condizioni rischiamo di essere. Io, credetemi, temo per l'estate, perché nell'estate c'è un'invasione totale, e quindi il rischio è cosa ne sarà della nostra spiaggia, cosa ne sarà del nostro litorale. È una domanda che sinceramente mi pongo, si pongono i cittadini, la sinistra non si pone. Questo è il dramma. E come mai non se la pone? Non si pone, la sinistra non se lo pone questo problema, perché secondo loro va tutto bene. Cioè, il problema, secondo me, l'errore enorme è che si continua a dividersi in fazioni quando ci sono argomenti come la sicurezza, che non dovrebbe avere colore politico, perché la sicurezza è un diritto di ogni cittadino, è il diritto di poter girare liberi per le proprie strade, essere nelle proprie città, svolgere il proprio lavoro nei propri negozi, senza bisogno di essere sempre con gli occhi a 360 gradi per paura di essere aggrediti, scippati, rapinati e quant'altro. Credo che questo sia un concetto io volevo sano. anche aggiungere che quando poi le nostre forze dell'ordine, che sono sempre sul territorio, controllano, lavorano, eccetera, si impegnano tantissimo, poi alla fine, soprattutto quelli che avevi citato tu, i minori non accompagnati, Esatto. gli stranieri minori non accompagnati, insomma, poi diciamo che il giorno dopo, se non il giorno stesso, dopo poche ore, sono di nuovo liberi, e questo lo vediamo purtroppo nella cronaca di tutti i giorni, che
leggiamo anche sui giornali. Esatto. Adesso c'è diventata la mania di non riportare nemmeno la nazionalità, dando l'informazione. Certo, chiaro, però lo sappiamo benissimo. Reati, ecco, viene arrestato, viene denunciato, eccetera. Insomma, qua siamo in una situazione veramente incredibile. Sì, ha dell'assurdo. Siamo su uno scenario pirandelliano, direi. Tanti dicono che siamo il paese dei balocchi, qua mi sembra che siamo il paese dell'assurdo. Va bene, Lorella, va bene, insomma. Io ti ringrazio tantissimo. Il nostro tempo a disposizione con te è scaduto, dobbiamo passare al secondo ospite della mattinata. Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Lorella. Anche a voi e a tutti. Ciao Fabrizio, grazie. Grazie ancora al nostro consigliere municipale del Ponente Genovese, Lorella Fontana, e passiamo subito al nostro secondo ospite, che è il senatore spezzino Stefania Pucciarelli. Sentiamo se Stefania è già in linea. Ciao Ste, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento, Stefania? In questo momento sono in ufficio a Roma. Ok, sempre al lavoro, insomma, tra La Spezia, Sarzana e Roma. Partiamo subito sullo spezzino, perché continuando un po' il discorso sulla sicurezza che abbiamo intrapreso con Lorella Fontana a Genova, anche nello spezzino insomma ci sono dei problemi per quanto riguarda questa tematica. Proprio l'altro giorno però i carabinieri hanno svolto un'importante operazione contro chi presumibilmente commetteva dei furti in casa. Addirittura l'intera operazione si parla di oltre 80 furti in casa. Ci sono state 13 persone che sono state indagate, di cui 8 mi sembra sono state arrestate, e guarda caso si tratta di nomadi sinti che hanno trovato un campo nomadi vicino, nei pressi di casa tua, mi sembra vicino a casa tua, Stefania. Diciamo sono nel comune di Sarzana, non sono più nomadi ma rimangono solamente sinti, anche perché sono stanziali oramai. Il problema di fondo è che questa famiglia già qualche anno fa di fatto era stata protagonista di un'altra operazione che la vedeva tra i soggetti coinvolti in un'operazione simile a quella di questa volta, cioè furti in abitazione. Le persone che sono state fermate oggi sono la nuova generazione della stessa famiglia, che di fatto organizzavano furti nelle abitazioni sia nella zona della provincia spezzina ma anche al di fuori della provincia di La Spezia. Quindi ci sono stati diversi casi, uno di questi ha visto la banda colpire un'anziana che era di fatto costretta a letto, e nonostante loro avessero visto la proprietaria nelle condizioni di immobilità, non si sono fatti scrupolo e hanno comunque continuato a rubare nell'abitazione, come di fatto sono stati gli autori del sequestro di una barboncina, di una bambina, barboncina poi rilasciata dopo qualche giorno, perché comunque era venuta la cronaca attraverso quello che era la stampa locale di questo furto di questo animale così prezioso per questa bambina, e molto probabilmente in quel contesto si sono impietositi e hanno liberato l'animale. Però questa banda ha veramente razziato diverse abitazioni. Si parla addirittura durante uno di questi furti di essere riusciti a portare via per un valore di 100.000 euro nell'ambito di un'abitazione, che poi, parliamoci chiaro, la parte del denaro è una parte per una famiglia, che magari sono risparmi che ti tocca sicuramente, ma quando ti portano via quelle che sono magari i ricordi di una famiglia, ricordi dell'infanzia, ti portano via un pezzo di vita, ed è
questo che veramente va a toccare quello che è il furto nell'abitazione, oltre che vederti poi violata la tua privacy, il tuo domicilio. Quindi io ringrazio intanto i carabinieri e in modo particolare il comandante provinciale Giglio per l'operazione, perché questa operazione ha visto il raggiungimento di questi arresti dopo circa un anno di pedinamenti e di controlli a distanza di questa gang. Quindi oggi per fortuna alcuni di loro sono in carcere e quindi, ripeto, con un po' più di tranquillità per le persone della mia provincia. Con questo che bisogna comunque stare sempre molto attenti, perché di fatto bande di stranieri continuano comunque a imperversare nelle città e bisogna che comunque nel momento in cui queste persone vengono individuate poi la legge faccia il percorso con quelle che sono pene certe, ma ahimè si va sempre di più verso quello che è un perbenismo da parte sia di una certa magistratura che di una certa parte politica, e quindi gli unici garantiti oggi sembrano quasi essere i delinquenti e non più i cittadini onesti che subiscono un danno. Ecco, e c'è anche il problema, ne parlavamo con Lorella Fontana, di questi minori stranieri non accompagnati, ma anche un po' di questi cosiddetti in maranza, insomma anche lì alla Spezia ci sono stati dei casi, sono stati presi con i coltelli, insomma molti soprattutto girano con le lame, Stefania, oramai non fanno più a botte e basta. E questo è un grosso problema. Ma guarda, io ho appena letto una notizia uscita ora che non riguarda la Spezia, ma riguarda comunque Torino, dove di fatto in una pizzeria, poiché qualcuno ha guardato una ragazza anche in questo caso si parla di gang, di bande, di fatto cosa è successo? Sono iniziate a circolare coltelli e addirittura un macete, quindi ci sono parecchi feriti da armi da taglio, ma in questo caso si parla di cittadini tunisini e quindi e l'altra parte egiziani. Non voglio dire che i nostri ragazzi non viaggiano con i coltelli, me ne guardo bene perché anche i nostri ragazzi stanno vivendo un momento dove la violenza tra di loro è molto presente, ma dobbiamo anche dire che esempi hanno nelle loro classi, perché spesso le classi vediamo che hanno un'altissima presenza di ragazzi che provengono da altre realtà e che loro per primi hanno in pratica hanno lanciato la moda del coltello, quindi di per sé non è una scusante, ricordo che l'ultimo decreto sicurezza è stato emanato all'indomani dell'omicidio nella città di La Spezia, nella scuola di La Spezia del ragazzino nell'istituto scolastico della città capoluogo, e proprio per andare ad incidere su quello che è il tema del porto dei coltelli. Io sono anche in prima commissione, quindi sto seguendo tutto il lavoro della conversione del decreto sicurezza e vi posso garantire che la sinistra, a partire da 5 Stelle, PD, AVS, Italia Viva, di fatto stanno facendo ostruzionismo perché ritengono che quelle che noi vogliamo emanare sono norme eccessivamente punitive e che occorre invece, per andare ad arginare questi fenomeni, andare a lavorare su quelle che sono delle misure legate alla prevenzione e alla cultura. Quando poi tu chiedi in concreto che cosa si traducono queste misure, la risposta diventa difficile. Io penso che di fatto si è fino ad ora permesso troppo e quindi oggi i giovani vivono in un mondo che non ha regole e che il concetto di chi sbaglia paga di fatto non viene mai visto da parte di nessuno, e quindi molto probabilmente si sentono liberi di poter agire senza che poi nessuno debba pagare il conto. E nel decreto sicurezza è previsto anche quello che è il tema della responsabilità genitoriale, perché il primo
processo riguarda quello che è l'ammonimento attraverso il prefetto del minore e avviene con la presenza dei genitori, e laddove il minore venga nuovamente ripreso con un coltello o per aver commesso qualche atto di violenza, a quel punto vengono sanzionati anche i genitori, e anche questo viene contestato. Allora io mi chiedo, ma la responsabilità genitoriale deve essere un requisito che viene rispettato, oppure solamente una cosa così sulla carta? Perché il genitore, se non ricordo male, è responsabile per il proprio figlio fino alla maggiore età e non solo. Quindi in questo caso lo ritengo che sia sacrosanto che nel momento in cui il ragazzo non va a scuola, gira armato di coltello, viene avvisato il genitore attraverso il prefetto che la situazione è questa, nel momento in cui il ragazzo nuovamente viene fermato nella stessa condizione, che il genitore debba pagare per questo, mancata sorveglianza. Secondo la sinistra questo non va bene. Ecco, ma senti, abbiamo ancora un minuto. Ecco, questo tu l'hai chiamato perbenismo, io lo chiamerei più buonismo quasi che perbenismo. Ci dovrebbe essere sia la punizione e sia, diciamo, il recupero sociale, culturale, eccetera, del giovane che è violento o che delinque. Certo. Come mai questi due concetti che si accompagnano benissimo, no? Non riescono a entrare in testa alle sinistre? E come mai non entrano in testa alle sinistre? Loro vengono rappresentati da una Salis che abbiamo visto, che è una che occupa case, è una che va a manifestare contro i manifestanti che non la pensano alla stessa maniera, con le bande che viaggiano con i martelli da dare in testa a chi non la pensa come loro. Ecco, questo è l'esempio concreto di quello che è l'ideologia di sinistra oggi, e ahimè oggi loro catalizzano tutti quelli che sono questi balordi che di fatto creano disagio nelle città, e quindi diventa veramente un problema, ma diventerà un problema di ordine pubblico se noi non andiamo ad arginare questi fenomeni nel momento in cui nascono. Perfetto, ho capito benissimo, sei stata molto chiara. Ti ringrazio perché il nostro tempo a disposizione è finito. Ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Stefania. Grazie e un saluto a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Grazie al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli, e prima di salutare i nostri radioascoltatori volevo ricordarvi che proprio stamane è stata presentata ufficialmente la 97esima adunata nazionale degli alpini, che si terrà proprio a Genova. Torna a Genova dopo 25 anni la donata nazionale degli alpini, che si terrà da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Quindi appuntamento per chi volesse venire a Genova, dall'8 al 10 maggio sono previste 100.000 penne nere in città. Viva gli alpini! Da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato